Assessore Violino, la grande tradizione gastronomica friulana si presenta nella capitale della Catalogna, Barcellona. Sì, è un matrimonio di identità che oltre a legare due regioni senza Stato che hanno una grande tradizione identitaria, legano anche i prodotti agroalimentari ed enogastronomici che qui hanno l'eccellenza, ma che anche con il tipicamente friulano intendiamo valorizzarli, griffarli, firmarli. E quindi è un matrimonio che potrebbe portare utile a tutte e due le culture, ma anche a tutti e due i patrimoni enogastronomici e agroalimentari. Parliamo oggi di come qui a Barcellona il turismo legato e sostenuto dalla cultura e dallo sport può cercare di fare uscire dalla crisi situazioni non solo in Catalogna ma anche nella nostra regione. Presidente Fontanini, sicuramente la storia friulana ritrova molte affinità con la storia della Catalogna. Sì, la Catalogna è un grande esempio per noi friulani perché qui si difende l'identità, la lingua catalana. Anche noi in Friuli vogliamo continuare a fare questo, cioè la difesa della nostra identità che è il friulano, della nostra cultura. Barcellona è un grande esempio per l'Europa, ma penso che anche il Friuli possa giocare la sua parte, magari diventando quel punto d'incontro che è già storicamente tra le grandi culture, quella latina, quella tedesca e quella slava, e quindi fare veramente della nostra terra il crocevia delle lingue meno difese in Europa. Sì, la Camera di Commercio in questo caso di Udine, ma in rappresentanza di tutto il sistema camerale della nostra regione, è di supporto a quella che è l'attività, in questo caso culturale e istituzionale della nostra regione, della provincia di Udine, per far sì che si possano accrescere quelli che sono anche i rapporti commerciali. Voglio ricordare che la Spagna in particolare è il settimo partner commerciale della nostra regione e motivo di più che la Catalogna, che è la regione più vivace e più ricca sotto il profilo economico, può diventare un nostro partner ancora più forte attraverso questi percorsi culturali e linguistici.